Settimo San Pietro, 11 novembre, Festival Guerra e Pace Ghirigori. Davanti a noi il presidente dell'associazione La Ruota della Fortuna, Mirko Loi, che dipinge in estemporanea. Insieme a Franco Conca. Se non potete chiedermi di girarmi così, in modo repentino, a far vedere Franco che... E ci saluta lui con la spatola in mano soprattutto. Cosa state facendo? Franco, cosa stiamo facendo? Allora, io sto realizzando un casotto con colori acrilici e la spatola. Poi c'è l'amico e nonché presidente Mirko. Ma sì, ho una curiosità tutta mia. No, i temi che avete scelto di riprodurre su tela oggi sono in qualche modo collegati all'iniziativa, a quello che è il tema del Festival Guerra e Pace, oppure completamente slegati? Allora, l'estemporanea di oggi è completamente slegata dal tema Guerra e Pace, però diciamo che Franco si è attenuto a un tema molto sentito dai cagliaritani, che è quello dei casotti, che è un periodo molto positivo dell'epoca cagliaritana, insomma. Mentre io ho voluto dipingere qui un ulivo che ha un significato importante per tutti, per i sardi in primo luogo, che è l'ulivo che sta qua al centro della piazza della casa di Settimo San Pietro. Ovviamente gli ho dato un'importanza, l'ho fatto più grande rispetto al paesaggio che ha sul retro, che è uno scorcio dell'antica casa Dessì, che è molto bella. Ho cambiato i colori perché a me piace cambiare i colori, mettere un pochino di vivacità. Ovviamente l'ho appena iniziato, quindi ci sarà tanto tempo, ci vorrà tanto tempo per terminarlo, però già sta prendendo un pochino forma. Ci sono tanti artisti come ieri all'Opera, è un bellissimo evento, sono molto contento di partecipare. E di averlo organizzato in qualche modo in compagnia dell'associazione settimaese. Novembre ci ha regalato una bellissima giornata di sole e quindi è previsto anche un afflusso importante di visitatori. Ieri com'è andata? Ieri ci sono stati tanti ragazzi delle scuole che sono venuti a visitare l'estemporanea la mattina, la sera è stato un bellissimo evento culturale con 13 scrittori che hanno parlato del tema Guerra e Pace. E stasera ci saranno la proiezione di 3 cortometraggi a partire dalle 5 e poi terminerà la serata con degli assaggi di prodotti tipici da parte degli sponsor e dei balli sardi. Grazie. Ok, grazie a te, buon lavoro. Grazie.